Dimissioni e l'urlo che si leva da Praga scuote l'intera Repubblica Ceca. Oltre 250.000 persone, una folla enorme per il piccolo paese, riunite in un luogo altamente simbolico. È da qui che nell'autunno dell'89 fu data l'ultima spallata del regime comunista. Ora la richiesta di dimissioni è rivolta a un leader democraticamente eletto, il capo del governo Andrej Babiš. Vogliamo un premier decente che possa occuparsi dei problemi della nazione invece che delle indagini giudiziarie, spiegano i promotori. Babiš è sospettato in patria e in Europa di aver pilotato fondi comunitari a favore delle sue imprese. Agroalimentare, chimica, organi di informazione riuniti nella holding Agrofert. Accuse sempre respinte, ma dopo la richiesta della polizia ceca di aprire un'indagine giudiziaria, Babiš si è affrettato a sostituire il ministro della giustizia. L'opposizione cercherà ora di sfruttare il momento con una mozione di sfiducia, ma gli equilibri parlamentari sono ancora tutti a favore del premier.